Gentili ospiti, buongiorno. Ha inizio la solenne celebrazione del 76esimo anniversario della Festa della Repubblica. Vengono resi gli onori a Sua Eccellenza il Prefetto Filippina Cocuzza, che fa ingresso nel luogo della cerimonia accompagnata dal comandante del Presidio Militare di Trapani, colonnello Moris Ghiadoni. Onori al Prefetto di Trapani! Interforze fianco! Riposto! Avrà luogo adesso la cerimonia dell'alzabandiera. Interforze atte! Presenta! Alza bandiera! Forze fianco! Riposto! Sua Eccellenza il Prefetto Filippina Cocuzza, il Sindaco del Comune di Trapani, il Ragionier Giacomo Tranchida e il Comandante del Presidio Militare di Trapani, colonnello Moris Ghiadoni, procederanno alla deposizione di una corona di alloro in memoria dei caduti di tutte le guerre. Interforze atte! Presenta! Onore ai caduti!
Il Vescovo di Trapani, Sua Eccellenza Monsignor Pietro Maria Fragnelli, impartirà la benedizione al monumento ai caduti e reciterà una preghiera per le Forze Armate. Non è facile dare seguito ai simboli che sono sotto i nostri occhi e alle note che sono nel nostro cuore. In questa cerimonia istituzionale che coinvolge tutto il nostro Paese per la nascita della Repubblica Italiana, anche un ministro del culto non può fare altro che pregare per gli stessi motivi istituzionali indicati dalla nostra Costituzione. Il contesto internazionale suggerisce di ispirarci all'articolo 11. Preghiamo affinché in Italia e nel mondo cresca la volontà di ripudiare la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e si cerchino tutti i mezzi adatti alla risoluzione delle controversie internazionali. Preghiamo affinché la pace e la giustizia fra le nazioni sia perseguita con oculate limitazioni e lungimiranti iniziative che riguardino il bene comune di tutti i paesi, specie quelli più poveri. Preghiamo per i nostri familiari e amici e benefattori defunti. Preghiamo per le vittime della guerra, di ogni guerra e di ogni forma di violenza, perché il loro sacrificio affretti un'era di fraternità e di pace. Preghiamo per i governanti e per tutta la famiglia umana, perché si fermino i conflitti, si estinguano le guerre, venga rispettata e difesa la vita di ogni essere umano e sia sempre la saggezza e la pace a guidare le menti e i cuori degli uomini. Chi vuole si unisce alla preghiera nella quale si invoca perdono reciproco e nuova umanità sotto lo sguardo del Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E la tua pace accompagni noi nel cammino della vita, accompagni e sostenga i nostri fratelli nella vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il comandante del Presidio Militare di Trapani, colonnello Moris Ghiadoni, darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica in occasione della celebrazione del 76esimo anniversario della Festa della Repubblica. Messaggio del Presidente della Repubblica. Cari prefetti, sono trascorsi 76 anni dal voto referendario con cui il popolo italiano sceglieva la Repubblica, inaugurando, dopo la venuta del fascismo e la tragedia bellica, una nuova pagina della nostra storia. L'Italia avrebbe poi, con la Carta Costituzionale, edificato un riferimento sicuro su cui realizzare una nuova comunità, un programma esigente da attuare, all'insegna dei valori della pace e della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà sociale. Oggi, mentre il continente europeo colpito dall'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina, la comunità nazionale, nella festa della Repubblica, si raccoglie con orgoglio e convinta adesione intorno agli ideali che ne fondarono l'identità e che costituiscono l'impegnativo orizzonte di quanti esercitano funzioni pubbliche. Nei diversi contesti territoriali, nelle articolazioni della Repubblica, di fronte a sfide inedite e complesse come quella dell'emergenza sanitaria e delle ripercussioni economiche e sociali delle crisi internazionali,
Gli amministratori locali e i pubblici funzionari sono chiamati a interpretare il proprio ruolo con accresciuto spirito di servizio e con l'obiettivo di offrire soluzioni tempestive ed efficaci. Da ultimo, gli sforzi posti in essere in tutta la penisola per accogliere i profughi provenienti dall'Ucraina sono stati l'esempio di un approccio coerente e virtuoso. Lo straordinario impegno del sistema di protezione civile, delle prefetture, delle istituzioni regionali e locali e di tutte le componenti sociali coinvolte testimonia il vissuto del popolo italiano e la concretezza dei valori costituzionali. Nel trentennale del Trattato di Maastricht, che ha segnato un'importante tappa nel progetto europeo, siamo impegnati in un percorso che, con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sta coinvolgendo in un processo di rinnovamento e sviluppo la società e le istituzioni. È fondamentale non dissipare le opportunità offerte dall'afflusso di risorse dell'Unione Europea, attivando riforme che possono incidere positivamente e in modo duraturo sulla vita dei cittadini. Il ruolo dei prefetti, che operano come laboriosi attori di unità e di coesione sociale, è ancora una volta cruciale. Nei compiti di garanzia delle libertà civili, come nell'impegno per la tutela della legalità e della sicurezza, nel costante confronto con gli enti locali e nell'azione di mediazione sociale, nella gestione dei fenomeni migratori come delle emergenze, i prefetti si pongono quali interlocutori essenziali del sistema delle autonomie e della società civile. Nel rinnovare ai prefetti e a tutti coloro che rivestono pubbliche responsabilità, auguri di buon lavoro. Con i sentimenti dell'apprezzamento della Repubblica per la loro azione, esprimo l'auspicio che la celebrazione del 2 giugno possa costituire per i cittadini una rinnovata occasione di riflessione sui valori costituzionali ai quali ispirare il quotidiano contributo al servizio del Paese. Sergio Mattarella. Interforze e vos. Prende la parola adesso Sua Eccellenza il Prefetto, Filippina Cocuzza. Un cordiale saluto alle cittadine e ai cittadini presenti ed un sincero benvenuto ai vescovi delle diocesi di Trapani e di Mazara, alle autorità civili e militari. Ringrazio tutti per la gradita presenza, ma un saluto particolare voglio però indirizzare agli studenti. L'anno scorso li ho definiti illustri assenti, o meglio, assenti giustificati, ma in effetti sono i primi veri destinatari di questa celebrazione, coloro ai quali dobbiamo trasmettere il profondo significato della ricorrenza. La festa della Repubblica, come è nota a tutti e come è stato detto nella lettura del messaggio del Presidente, rievoca il 2 giugno del 1946, quando gli italiani scelsero il passaggio dalla monarchia alla Repubblica e fu introdotto il suffragio universale con l'estensione del voto alle donne. Pensate, oggi siamo arrivati alla parità di genere, all'obbligo, al momento di esprimere il voto, di indicare almeno un nome femminile, oltre a quello maschile. Sono passati 76 anni da quando gli italiani hanno scelto di vivere in un paese governato da istituzioni elette democraticamente. Il 2 giugno infatti per gli italiani rappresenta il simbolo della democrazia e delle proprie libertà. La democrazia e con essa la libertà non sono traguardi scontati. Se oggi si può vivere in una società dove le libertà sono affermate nelle più varie manifestazioni, lo si deve a chi ci ha creduto, a chi ha fatto la resistenza, a chi ci ha preceduto attraverso la stesura della Costituzione. I parlamentari costituenti, infatti, hanno posto le basi e hanno dettato le condizioni per impedire il ritorno alla dittatura e garantire nel contempo democrazia e libertà. La Costituzione infatti riconosce e declina le nostre libertà e proclama solennemente i fondamentali diritti dell'uomo. In questa occasione mi piace ricordare particolarmente quello che ritengo fra i più significativi diritti per la vita della democrazia e per la sua sopravvivenza soprattutto, l'articolo 21 sulla libertà di stampa, per ribadire l'importanza primaria e insostituibile della libera informazione. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente e di esprimere il proprio pensiero, con ogni mezzo. Quanto più libera è l'informazione, quanto più forte è la democrazia.
Quanto meno indipendente è la stampa, quanto più vulnerabile è il potere democratico. La stampa libera è il sale della democrazia. La stampa, infatti, ha una funzione sociale troppo importante. Pensate quanto è stata utile durante la pandemia e oggi più che mai costituisce uno dei pilastri della democrazia. Rappresenta un servizio per la collettività e per ciò stesso deve essere esercitata nel modo più corretto e professionale possibile. Attenzione quindi all'uso strumentale dell'informazione, fondato con l'intento di offrire un'informazione ad effetto, non sempre sufficientemente riscontrata. La libertà di stampa infatti è la vera essenza della democrazia e la ricorrenza del 2 giugno nella più alta espressione. Purtroppo ancora oggi in molti paesi non c'è né la democrazia né la libertà di stampa, non è previsto il dissenso. La stampa è intesa invece solo in funzione di propaganda per il regime. Basti pensare al recente conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina, dove la stampa non può neppure utilizzare la parola guerra o invasione, ma piuttosto solo quella più edulcorata, operazione militare speciale. Pena, per i giornalisti che utilizzano le parole non previste, 15 anni, pena prevista. Recentemente il Presidente della Repubblica Mattarella ha definito la stampa il termometro della salute democratica di un paese. La democrazia, infatti, per noi italiani è un sistema di governo ormai consolidato e, voglio dire soprattutto ai ragazzi, la democrazia è una grande conquista da difendere, specie quando nasce, come in Italia, dalle ceneri della dittatura e rappresenta perciò il valore più alto che un paese, che l'Italia, può vantare. In questo 2 giugno, sinonimo quindi di democrazia e libertà, vorrei lanciare un messaggio di pace, di solidarietà e rifiuto di qualunque dittatura e confermare nel contempo il ripudio della guerra sancito dall'articolo 11 della nostra Costituzione, così come richiamato da Sua Eccellenza Fragnelli. Ma non voglio neppure trascurare un'altra importantissima ricorrenza, importante e dolorosa per il nostro Paese e per la terra siciliana in particolare, i 30 anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Molti ragazzi non l'hanno vissuta, ma a noi il dovere di tramandarne la memoria. La memoria ha valore e ha un senso soltanto se viene tramandata e se non la si trasmette ai ragazzi non ha veramente nessun senso. Quest'anno, rispetto allo scorso 2 giugno, appena insediata proprio da qualche giorno in questa prefettura che ho l'onore di guidare con passione ed entusiasmo, sono in grado più compiutamente di fare un bilancio delle attività messe in campo per venire incontro alle esigenze via via manifestate dal territorio, per le quali in più occasioni è stato chiesto l'intervento della prefettura. Istituzione al servizio della collettività, che si occupa dei bisogni della gente, delle fasce più deboli, al servizio di coloro che ne richiedono l'intervento per mediare i conflitti sociali, per comporre e mettere insieme le più diverse parti. Istituzione sempre super partes, che ha il dovere di essere al servizio della società civile. In questa delicatissima fase di ripresa economica delle attività produttive e di graduale ritorno all'ordinario svolgimento delle attività imprenditoriali e commerciali, grazie ai cospicui fondi del PNRR, sarà necessario mettersi al servizio tutti, ricalibrando le attività di controllo, rimodulando i servizi di vigilanza, dispiegando uno sforzo supplementare per garantire il rilancio economico in sicurezza e senza interferenze subdole della criminalità mafiosa, sicuramente attratta dal fiume di risorse economiche in arrivo e pronta ad insinuarsi. Quest'anno, dicevo, posso fare un bilancio più compiuto e anche una più approfondita analisi del territorio veramente ricco di eccellenze e di bellezze, molto più di altre province. Ho sempre posto massima attenzione per garantire maggiore sicurezza alla collettività, o più propriamente una più elevata percezione della sicurezza, sotto tutti i profili e sotto molti aspetti. Oltre alla sicurezza pubblica in senso lato, nella sua accezione più tecnica, instancabile attenzione è stata rivolta ai controlli anti-Covid, alla sicurezza e alla salute alla tutela della salute pubblica prioritariamente. Le forze dell'ordine, che ringrazio in maniera veramente sincera e sentita, hanno fatto miracoli per garantire l'osservanza delle diverse misure.
contemperando sapientemente con grande equilibrio la tolleranza con l'intransigenza, riuscendo a garantire numerosissimi controlli. Ringrazio pertanto il Questore per la competente e puntuale regia tecnica e organizzativa nella programmazione dei servizi di controllo del territorio e con lui il Comandante dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per la leale e sempre pronta collaborazione che sicuramente ha reso più proficua ed efficace ogni iniziativa finalizzata a garantire la sicurezza e che proseguirà in questa delicatissima fase di ripresa economica delle attività produttive e commerciali. La sicurezza infatti non è solo gestione e garanzia dell'ordine pubblico in senso stretto, ma è anche e soprattutto prevenzione delle tensioni sociali. Il Presidente della Repubblica oggi nel suo messaggio indirizzato ai prefetti ci ha definiti laboriosi attori di unità e coesione sociale, nonché interlocutori essenziali del sistema delle autonomie e della società civile. Con particolare orgoglio accolgo tale definizione, nella quale mi riconosco. Parlando ancora di sicurezza vorrei ricordare l'accordo stipulato lo scorso aprile dai sindaci per istituire una collaborazione sistematica e reciproca tra le polizie locali per l'espletamento di servizi occasionali, stagionali o eccezionali nelle attività di prevenzione e contrasto delle illegalità e della criminalità, consideratelo un prezioso strumento di mutuo soccorso. Sempre in materia di sicurezza sociale, fortissimo e costante è stato poi l'impegno dedicato dalla Prefettura, è ancora in itinere questo impegno, finalizzata al superamento delle situazioni di degrado umano ed ambientale in cui vivono i lavoratori stagionali stranieri, che tradizionalmente si occupano della raccolta delle olive soprattutto nei territori di Campobello e Castelvetrano, senza i quali non si effettuerebbe la campagna olivicola. Ciò nell'intento precipuo di eliminare l'insediamento indecoroso che mortifica la dignità umana del cosiddetto cementificio. Stiamo lavorando da mesi in questa direzione e speriamo, con un progetto finanziato dal Ministero dell'Interno e in parte con fondi PON, di realizzare degli insediamenti abitativi stabili per i lavoratori stagionali. Non vorrei dimenticare la gestione, sempre in sinergia naturalmente, del pesante flusso migratorio che ha interessato la provincia e Pantelleria in modo particolare, dove a giorni sarà attivato un nuovo punto crisi per l'immediata accoglienza e trasferimento dei migranti sbarcati autonomamente. Ed infine, tra le altre iniziative intraprese e condivise unanimemente da tutti i sindaci, ricordo la sottoscrizione nell'ambito di un progetto europeo da parte appunto di tutti i sindaci della provincia dell'atto di intenti per la posa delle cosiddette pietre d'inciampo, piccole targhe di ottone in memoria, incastonate sul selciato dinanzi alle abitazioni di coloro che furono deportati nei lager nazisti ai quali lo Stato ha conferito le medaglie d'onore. Nobile e significativa iniziativa per ricordare e soprattutto per non dimenticare, proprio attraverso l'inciampo sull'asfalto, lo sterminio dei nazisti e del popolo ebraico, con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica. Proprio oggi ufficializzeremo, insieme al sindaco di Trapani e alla presenza dei figli Francesco Paolo, Mario e Giuseppe Antonio, la posa della prima pietra a Trapani, in memoria del sergente maggiore dell'esercito, già pluridecorato Diego Puccio, catturato e deportato, si trovò a combattere contro i tedeschi a seguito dell'armistizio. Il signor Puccio è morto poi nel 2017 a 94 anni. Mi avvio veramente alla conclusione, non senza evidenziare però che in tutte le attività e nelle responsabilità istituzionali mi sono sempre prodigata senza riserve per interpretare al meglio i bisogni, le esigenze e le aspettative del territorio. Ho cercato e cercherò costantemente il dialogo con ogni interlocutore, sollecitando sempre la capacità di fare sistema e rete per il bene comune e di stimolare in ogni occasione la sinergia istituzionale, perché è possibile fare amministrazione senza arroccarsi nel ruolo in modo autoreferenziale, ma piuttosto proponendosi con spirito di servizio e utilizzando la forza della propria funzione per superare gli ostacoli che si frappongono alla soluzione delle diverse problematiche. La sinergia istituzionale è l'unica modalità che garantisce il vero valore aggiunto dell'azione amministrativa. Confermo quindi la disponibilità della Prefettura a ricercare sempre un dialogo tra le parti,
offrendo, ogni qualvolta richiesto o necessario, un'occasione di confronto. Chiudo ringraziando ancora tutti per essere intervenuti, i vescovi delle due diocesi, i vertici delle forze dell'ordine già ricordati, i presidenti dei tribunali e i procuratori della Repubblica di Trapani e di Marsala. Con tutti loro, nel rispetto massimo dei ruoli di ciascuno, sussiste un'efficace sinergia ed una costruttiva collaborazione. Ringrazio il comandante della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco che ci hanno consentito anche di decorare in modo così spettacolare il Palazzo del Governo e in particolare ecco, il nucleo SAF del Comando di Trapani del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e la Polizia Penitenziaria, la Polizia Stradale, la Forestale, il dirigente della Protezione Civile, la Soprintendenza e la Soprintendente, prezioso supporto anche lei per questa prefettura. Di tutti ho avuto modo di apprezzare la costruttiva e sempre proficua collaborazione, come ho avuto modo di apprezzare, consentitemi, quella di tutto il personale dei dirigenti della prefettura, che con professionalità e dedizione, malgrado la gravissima carenza di organico, si prodigano quotidianamente senza riserve. Per questo li ringrazio. Per ultimi ma non ultimi ringrazio di cuore i medici, gli operatori sanitari e gli infermieri che ci hanno permesso con grande sacrificio personale di affrontare un'emergenza impensabile sulla quale hanno dovuto sperimentare l'inverosimile e tutti ci siamo dovuti un po' inventare. Non dimentichiamolo mai, ma soprattutto non dimentichiamoli mai. Un sincero e sentito ringraziamento infine ai maestri pasticceri trapanesi e in particolare al pastry chef Giuseppe Giuffrè, che con grande slancio e generosità ci offriranno le loro specialità per fare poi un brindisi alla Repubblica, nonché ai ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Trapani per il servizio e la collaborazione sotto la guida sapiente della professoressa Mannina. Ed ancora la signora Astrid Di Pasquale della Flora giapponese che ha addobbato con gusto e originalità la fontana del giardino. A voi tutti grazie di cuore. Buon 2 giugno, viva la Repubblica! Ha inizio la cerimonia di consegna della medaglia d'onore. La Repubblica Italiana riconosce il sacrificio di coloro che sono stati deportati ed internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale e concede, a titolo di risarcimento, soprattutto morale, una medaglia d'onore ai cittadini italiani, militari e civili. Il Presidente della Repubblica quest'anno ha conferito la medaglia d'onore a 2 cittadini residenti in questa provincia. Consegnerà adesso le medaglie d'onore Sua Eccellenza il Prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza. Medaglia d'onore al signor Michele D'Angelo, alla memoria del proprio padre, signor Gioacchino D'Angelo. Il signor Michele D'Angelo è invitato ad avvicinarsi insieme al sindaco di Erice. La pergamena me la pure? La pergamena no, perché la medaglia. Bene, ma ci mancherebbe. Il signor Gioacchino D'Angelo, nato a Trapani il 5 maggio del 1921, appena ventenne fu chiamato alle armi. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 venne catturato dai soldati tedeschi e deportato in Germania. Mandato a lavori forzati in un lager, patendo il freddo e subendo indescrivibili atrocità, non potendo dare notizie di sé alla famiglia, dopo 2 anni venne dichiarato morto dai familiari. Nel marzo del 1945 riuscì a fuggire a piedi e tra tante peripezie e pericoli è rimpatriato, affrontando un viaggio che è durato 1 mese. Giunse così presso la propria abitazione, tornando a riabbracciare i familiari. Iniziò quindi il mestiere di agricoltore, insieme al padre e ai fratelli, nella cittadina di Napola, frazione di Erice, dove visse fino all'età di 90 anni. Medaglia d'onore al signor Salvatore Miceli, alla memoria del proprio padre, signor Leonardo Miceli. Il signor Salvatore Miceli è invitato ad avvicinarsi insieme al sindaco di Valderice. Il signor Leonardo Miceli, nato a Trapani il 28 luglio 1920, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, venne catturato dai soldati tedeschi e deportato in Germania, dove rimase prigioniero per 4 anni, fino a quando è riuscito a fuggire nascondendosi dentro un furgone. Dopo un lungo viaggio a piedi, giunse in Italia, affrontando immani difficoltà,
tanto da diventare 38 kg di peso. I familiari lo hanno atteso, a lungo, fin quando dopo 8 anni è riuscito a riabbracciarli. Al ritorno iniziò a lavorare come barbiere e successivamente come infermiere presso l'ospedale di Trapani, riuscendo poi anche a specializzarsi in ortopedia. Visse fino all'età di circa 74 anni, circondato dall'affetto dei familiari. Ha inizio adesso la cerimonia di conferimento delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L'Ordine al Merito della Repubblica Italiana fu istituito nel 1951 con legge 3 marzo numero 178. Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica. Lo spirito dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana è premiare chi, nella propria funzione e a prescindere dal livello gerarchico, si sia distinto nell'impegno per la costruzione di una società migliore, fornendo un contributo al progresso della società o dell'ordinamento, che sia degno di apprezzamento ufficiale. L'attribuzione onorifica è diretta ad attestare le benemerenze acquisite verso la nazione dai cittadini italiani e stranieri dei due sessi e che abbiano almeno 35 anni di età, nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, per risultati ottenuti in campo mondiale, in attività sportive, nel disimpegno di cariche pubbliche ed attività svolte a fini sociali. Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine. In sede periferica, incaricato della consegna delle onorificenze dell'Ordine è il prefetto, titolare della sede. Si passa ora alla consegna del diploma di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Riceve l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana il sottufficiale del 37° Stormo Trapani Birgi, primo luogotenente Mario Giuseppe Milana, invitato ad avvicinarsi insieme al colonnello Moris Ghiadoni. Il primo luogotenente Mario Giuseppe Milana svolge attualmente l'incarico di presidente dei sottufficiali, graduati e militari di truppa del 37° Stormo. È un sottufficiale di assoluto rilievo, capace, molto determinato e in possesso di un'impeccabile forma militare, che si è particolarmente distinto per elevatissimo e costante rendimento, per le straordinarie doti umane e per la disponibilità incondizionata, per il supporto fornito nel proprio settore di competenza, per la professionalità e l'impegno sociale profusi. È diventato punto di riferimento di tutti i suoi commilitoni ed ha contribuito negli anni a dare lustro e prestigio all'intero 37° Stormo. Impegnato attivamente anche nell'ambito sociale, nel tempo libero e per oltre 10 anni, nel quartiere dove vive ha svolto attività di volontariato presso un'associazione Onlus, i cui obiettivi, finalizzati alla prevenzione della devianza giovanile, mirano a far acquisire alla gioventù il valore della diversità, intesa come risorsa e valore. In questi anni ha promosso interventi nel campo dello sport, inteso come strumento di maturazione e di impegno sociale, civile e religioso, spendendosi per la formazione della gioventù nel campo dei valori etici e civili. Che meritato. Ha inizio adesso la cerimonia di consegna della pietra d'inciampo, in onore del sergente maggiore Puccio Diego. Il sergente maggiore di artiglieria contraerea Puccio Diego, nato a Palermo il 10 marzo 1923, veniva arruolato nel Regio Esercito, in ferma volontaria ordinaria, con la nomina a sergente. Inquadrato nella divisione Acqui con il 33° Reggimento di artiglieria contraerea in Cefalonia, si trovò a combattere contro i tedeschi, precedentemente alleati, a seguito dell'armistizio proclamato dal maresciallo Badoglio, in quanto i tedeschi considerarono gli italiani traditori e pertanto intimarono loro di consegnare le armi. Il generale Gandin, al comando della divisione italiana,
dopo aver convocato i propri ufficiali, decise di combattere piuttosto che sopportare una tale umiliazione. Il 22 settembre 1943 veniva catturato e deportato. Con l'aggravarsi della situazione militare tedesca venne trasferito in Macedonia, in un campo di prigionia, da dove, unitamente a pochi superstiti, riuscì a scappare. Unitosi in seguito alla resistenza croata, contribuì alla liberazione dalle truppe naziste. A consegnare tale riconoscimento è il sindaco di Trapani, ragionier Giacomo Tranchida, insieme al colonnello Alberto Nola, comandante del 6° Reggimento Bersaglieri, a Sua Eccellenza il prefetto Filippina Cocuzza, in presenza dei figli Puccio Francesco e Mario. Eccellenza, insieme al comandante dei nostri bersaglieri, ma come messaggio che vale per tutte le forze dell'ordine, per quanti sono impegnati ogni giorno a garantirci sicurezza e libertà, in omaggio a Diego Puccio, ma se mi consentite a tutte le vittime di tutti i comuni, di tutte le città feriti al fronte delle stragi naziste, anticipiamo assieme ai familiari. Uno dei 3 fratelli, dei 3 figli, oggi è in ospedale, tra l'altro quello di Roma. Speriamo bene e dunque in un momento successivo ricorderemo con lei, con la famiglia e con la ripresa anche del fratello l'allocazione della pietra in memoria di Puccio Diego, ma come messaggio simbolico a valere di tutte le vittime dello sterminio nazista, con l'auspicio che il nostro Paese, ai sensi anche articolo 11 della Costituzione, si riveli fino in fondo a spargere messaggi ripudiando la guerra e valorizzando la pace. Questa è la prima in assoluto in provincia di Ne siamo Trapani. orgogliosi, perché papà, Continueremo con gli altri comuni. oltre che essere stato appunto un valoroso combattente, è stato un grande papà e un grande marito, quindi voglio dire, Bene. ne siamo orgogliosi. Non dimentica. Vengono resi gli onori a Sua Eccellenza il prefetto Filippina Cocuzza, accompagnata dal comandante del presidio militare di Trapani, colonnello Moris Chiedoni, e dal sindaco del comune di Trapani, ragionier Giacomo Tranchida. Plotone interforze, atten! Presenta! Onori al prefetto di Trapani. Plotone interforze, fianco! Riposo. La cerimonia si è conclusa. Si ringraziano le autorità religiose, civili, militari per la partecipazione.